Giuseppe Romano, oggi un vertice in regione sull'emergenza siccità, quali saranno le prossime mosse? Intanto la Regione ha deciso di una riduzione delle derivazioni a seconda dei bacini idrografici, quindi dove va da un meno 10 a un meno 20%. Quindi questo è già un primo passo per poter iniziare a lavorare. Ma credo che la sostanza delle cose stia in quello che dovremo fare da qui in avanti per l'emergenza oggi, ma soprattutto per strutturare il Veneto per non avere più di queste emergenze in futuro. Quindi abbiamo chiesto con forza un tavolo dove si vada a discutere, a mettere in un piano che dà risposte concrete. Le risposte concrete possono essere anche quelle finanziarie, i progetti li abbiamo, i consorzi sono pronti per finanziare opere importanti, per dare acqua all'agricoltura, al Veneto, al turismo e a un territorio come il Veneto che necessita di avere acqua anche in situazioni come queste, perché queste non sono più una normale situazione, ma sta diventando la normalità delle cose. Come gestire la risorsa a disposizione adesso? Innanzitutto dovremmo invitare gli agricoltori, gli urbani, le aziende, il territorio a fare i conti con la siccità, nel senso di usarla in modo oculato ancora di più in altri siti, in altri momenti, in altre situazioni. Per cui questa è la prima cosa che dovremmo fare. L'altra cosa, ripeto, è agire tentando di trovare soluzioni per temporeggiare, per invasare dove è possibile i bacini montani e usarli in modo oculato l'acqua per poter riuscire ad arrivare il più là possibile nella speranza che arrivino le piogge.